Nell'ambito dell'edizione 2023 di Sicilia in bolle al Madison tra Porto Empedocle e Real Monte si è svolta la finale e la premiazione del Mixology Contest. Fuori le bolle! Per valorizzare le bollicine e i liquori siciliani, i partecipanti hanno sfoggiato la propria creatività, concorrendo a preparare il cocktail dell'estate siciliana. Le interviste di Giuliana Miccichè. Presidente, nona edizione del Sicilia in bolle, come ogni anno ci ritroviamo qui in questa meravigliosa cornice del Madison alla Scala dei Turchi. Quali sono le impressioni? Positive come gli altri anni, in crescendo da anno in anno, le sensazioni sono ottime, abbiamo avuto già le prime 2 giornate con le masterclass sold out quasi tutte, ottima la presenza delle aziende per stasera, tantissime prenotazioni per i vari momenti che abbiamo offerto. Adesso abbiamo appena concluso il concorso sui mixology per così dare più spazio allo spumante siciliano all'interno anche delle ricette che preparano i barman, quindi nella mixology stesso. Dobbiamo dire che ci sentiamo anche in parte gratificati dopo un anno di lavoro che svolgiamo con tutto il gruppo. È un crescendo di buone sensazioni e speriamo che possiamo concludere tutto bene stasera. A proposito di stasera, ci sarà la degustazione dei banchi d'assaggio e a seguire la festa, diciamo, con il tradizionale taglio della torta e poi il DJ set. Sì, abbiamo banchi d'assaggio che già abbiamo avuto conferma di ben 55 aziende presenti. Ricordo la prima edizione dove a malapena siamo riusciti a trovarne 22 o 23, non ricordo bene, ma parliamo già di quasi 10 anni fa, dove anche la produzione spumantistica siciliana era ridotta rispetto a quella di adesso. Adesso si è quintuplicata, è aumentata la quantità ma soprattutto la qualità. Lo testimonia anche il fatto di avere personaggi importanti del mondo del vino, sia nell'ambito giornalistico oppure delle amministrazioni che si occupano di vino, presenti, che vogliono utilizzare Sicilia in bolle per poter approfondire i contatti, le relazioni con il mondo del vino e con i produttori. Nona edizione Sicilia in bolle, come ogni anno ci siamo riconfermati, l'edizione sta andando benissimo, proprio in questo minuto abbiamo concluso il contest di Mixology, che è stata una novità quest'anno, con il vincitore della prima edizione del contest. Abbiamo riscosso un notevole successo, quindi si sono ospitati questi professionisti nel proporre prodotti del territorio, soprattutto con lo sponsor Amara e con gli spumanti che sono ovviamente in degustazione anche stasera sui banchi d'assaggio di Sicilia in bolle. Nona edizione, stesso successo degli altri anni, abbiamo creato questa novità quest'anno appunto del mixology che dicevo poco fa. Le presenze sono buone, ora inizieremo una masterclass sugli underwater, anche questa è una novità di quest'anno, sono la tipologia di spumanti che vengono affinati sui fondali marini, che danno degli affinamenti particolari proprio per via delle correnti che muovono lo spumante. Stasera ci saranno i banchi d'assaggio. Come ogni anno ci aspetteremo delle presenze abbastanza importanti, di solito noi non scendiamo mai oltre le 700 presenze, quindi anche stasera ci aspetteremo un numero abbastanza elevato. Ci stiamo preparando, ci riposeremo qualche giorno, ma sicuramente ci stiamo preparando per la 10ª edizione, perché visto che si tratta già di una 10ª edizione di Sicilia in bolle importante, cercheremo sicuramente delle sorprese, delle novità per quanto riguarda la 10ª edizione. Per quanto riguarda invece gli impegni di delegazione, ci stiamo muovendo un po' su tutto il territorio provinciale e non solo, perché dagli ultimi corsi che abbiamo fatto di primo livello abbiamo avuto un importante numero di iscritti. Immaginatevi che a Caltanissetta nell'ultimo primo livello abbiamo fatto 52 iscritti, che non l'avevamo mai fatto per quella provincia, quindi tra il primo corso di Agrigento e Caltanissetta abbiamo raggiunto un numero di iscritti di circa 110 persone.